Torna Agrimont ed è subito successo. Una fiera che racconta e che offre tutto quanto si articola attorno all'agricoltura di montagna che sembra avere oggi più appeal di ieri. Questa è una fiera importantissima, una fiera di montagna, ma sta diventando una fiera per l'agricoltura in pendenza e qui oggi secondo me si celebra anche un momento nel quale questo territorio si sta preparando alle Olimpiadi attraverso le persone che popolano questi padiglioni, che sono i custodi e gli ambasciatori poi del territorio. Questo qui deve essere il rilancio dell'agricoltura di montagna. È un po' che ci diciamo che la montagna sta riscoprendo alcuni valori, che le persone stanno restando in montagna, che sempre meno stanno andando via dalla montagna. Abbiamo degli indici che effettivamente ci dicono che c'è molto interesse. Lo dico perché Veneto Agricoltura e la Regione Veneto hanno molte malghe in gestione e una volta, quando facevi un appalto di una malga, non partecipava nessuno. Adesso cominciano a partecipare giovani, cominciano a partecipare persone che hanno voglia di fare mercato, di fare business, passatemi il termine, in montagna. Non è comunque oro tutto quel che luccica, perché se anche le prospettive ci sono e sono incoraggianti, non mancano le preoccupazioni. La gente è preoccupata ma molto positiva, nel senso che c'è il problema della siccità, c'è il problema del cambio di clima, però queste persone sono persone, io ho trovato, piene di speranza e piene di voglia di capire come poter affrontare questa questione, che non è una questione banale.